Continua la secca record del Po, mai così basso in primavera, e dal fondo del fiume affiorano reperti storici. Luca Ponzi. Una portata inferiore di quasi l'80% rispetto alla media. La magra record del Po ormai è estesa lungo tutta l'asta del fiume fino alla foce. A Ponte Lago Scuro, in provincia di Ferrara, il livello è sceso di 30 cm in una settimana. Siamo a 6,54 m sotto lo zero. Siamo a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Guardate com'è stretto, ma anche tutto questo è letto del fiume. L'acqua dovrebbe arrivare fino là, dove ci sono le idrovore del consorzio di bonifica. L'acqua che si ritira svela ogni volta qualcuno dei segreti custoditi per millenni dal grande fiume. E sono emersi dei resti di cervo megacero, abbiamo trovato un cranio di rinoceronte, resti di leone delle caverne, leopardo, iena, bisonti. Gli ultimi reperti sono la mandibola di un lupo come questa e il frammento del palco di un cervo gigante su cui i paleontologi stanno ancora lavorando. Il fatto di trovare il cranio del rinoceronte e poi successivamente nella ricerca fatta su questo fossile individuare che all'interno dei denti vi era della torba, che erano i resti di un antico pasto, dell'ultimo pasto di questo animale, e questo ci ha permesso di riconoscere pollini di 46 specie di piante e ricostruire l'ambiente in cui questo animale è vissuto.